Uno degli aspetti fondamentali quando scegliamo la nostra attrezzatura di solito è scegliere il nostro corpo macchina, poi scegliere il tipo di lenti, la cosa praticamente che nessuno fila di striscio e invece secondo la mia personale opinione è una delle cose più importanti su cui dare veramente tanta attenzione è la scelta del supporto di memoria su cui la nostra macchina fotografica va a registrare. Ho scritto un articolo sul mio blog abbastanza dettagliato su che tipo di memoria scegliere in base anche al proprio tipo di utilizzo, quindi se tipo sei un fotografo o un videomaker amatoriale o se lo stai facendo per lavoro, chiaramente cambia abbastanza la tipologia di supporto su cui ci dobbiamo appoggiare, però un aspetto su cui mi volevo soffermare con voi è il taglio della scheda, cioè quanti giga scegliere per la propria attrezzatura fotografica. Più passa il tempo, più chiaramente le schede di memoria hanno più spazio disponibile. Fino a qualche anno fa 32 giga sembrava tantissimo, adesso iniziamo a vedere anche schede da 500 e passa giga, forse tipo ne ho visto poco tempo fa uno da 1 tera addirittura. E sinceramente ho un'opinione abbastanza negativa su avere delle memorie troppo capienti e ve lo spiego anche subito. Io generalmente come supporto consiglio sempre di stare su un taglio medio-piccolo. Cosa vuol dire? 32-64 giga secondo me sono più che sufficienti per l'utilizzo anche lavorativo appunto di salvataggio di dati della nostra memoria, a meno che non stiamo registrando dei video in 6K, allora giustamente capisco che è necessario molto spazio. Per un uso diciamo ordinario sia dal punto di vista fotografico che dal punto di vista video, secondo me 64 giga è un taglio perfetto. Avere una scheda di memoria che permette di archiviare troppi servizi contemporaneamente secondo me diventa molto rischioso, non tanto per l'elettronica della scheda che si può rompere, ma più che altro per il problema è sempre quello umano, cioè vado a perdere una scheda, mi cade per terra, la incastro male dentro la porta di lettore, magari si sfiletta il circuito. Secondo me va veramente cercato di limitare al massimo questo tipo di dettaglio, per cui se utilizzo una scheda piccola, 32-64 giga, sono obbligato spesso a cambiare memoria durante il servizio. Molto probabilmente se ho schede da 32 giga ne userò almeno 3 durante la giornata, quindi uno per la mattina, uno per diciamo fine mattinata, inizio pomeriggio e uno per la parte finale della giornata. Bene, facendo così limito di molto il rischio anche di perdita stessa dei dati. Ho 3 schede, 3 shooting diciamo consecutivi uno all'altro e limito proprio l'errore umano nella perdita della scheda o nella gestione non corretta dei nostri dati. Secondo me quindi utilizzare una scheda piccolina permette di limitare molto i danni di archiviazione dei file e della gestione stessa dei file. Facciamo un altro esempio, investo i pochi soldini a disposizione magari su una scheda molto capiente pensando di risolvermi un problema, al contrario se quella scheda mi si rompe, la perdo o appunto è difettosa, che sinceramente può capitare, a me è capitato, non cito la marca, però mi è capitato di una scheda difettosa che ad un certo punto è morta durante un servizio, questo appunto tipo è un problema molto grande. Se io ho poche schede o ho 1 o 2 schede, durante una giornata appunto diventa un problema molto grosso da gestire. Piuttosto preferisco distribuire il mio budget su una decina di schede da 64 giga e andare in ordine durante la giornata per conservare i miei file al meglio. Spero che questo piccolo consiglio sia stato utile e sia utile specialmente per archiviare e gestire al meglio i tuoi file. Ti invito a leggere l'articolo sul blog che avevo scritto a riguardo, è un pochino tecnico, nel senso che affronta ogni tipologia di scheda anche per diciamo l'aspetto un pochino più tecnico, però penso che possa esserti utile. Spero che sia stato tutto utile, ti aspetto al prossimo video. Ciao!